E qui alla fiera di Santa Lucia cosa avete portato di innovativo? Innovativo, abbiamo portato una macchina touchscreen di nuova generazione, e la cosa importante è che questa macchina fa anche i prodotti tipo il tè in foglia, molto particolare, molto interessante. C'è uno spazio che adesso vedremo il prossimo filmato che si chiama BioBar, no? Che voi gestite insieme a dei partner che abbiamo qui presenti. Allora adesso vediamo il secondo filmato, il filmato sul BioBar, e così poi ne parliamo con gli ospiti presenti. Allora, abbiamo visto il secondo filmato, che è quello che riguarda il BioBar, e questo BioBar, oltre a vedere la presenza della service vending, vede anche la partecipazione della scuola steineriana, che qui è rappresentata dal professor Bruzzone. E ci racconta un po' perché la scuola steineriana è presente a questo evento, perché è presente al BioBar? Buongiorno a tutti, noi siamo presenti in questo evento perché crediamo fortemente, quotidianamente, in queste politiche di sostenibilità. In particolare siamo presenti in due aree: una è il BioBar come aiuto, diciamo, sostegno dei professionisti del caffè e della service vending, e l'altra è in una mostra pedagogica in cui cerchiamo di illustrare i nostri percorsi pedagogici scolastici. Quindi voi avete anche dei percorsi scolastici legati all'alimentazione, all'educazione alimentare? Sì, noi abbiamo una scuola a Zoppé che va dall'asilo alla scuola secondaria di secondo grado, con due indirizzi, uno specifico dei servizi per l'agricoltura e uno invece legato ai prodotti artigianali del territorio, con una specifica verso la bioedilizia, mentre il primo ha una specifica verso il biologico e il biodinamico. E quindi è chiaro che in questi indirizzi il tema dell'ecosostenibilità del biologico si sposa proprio a puntino. E la ringrazio di questo intervento. Allora partiamo con il terzo filmato, che riguarda sempre l'esperienza del BioBar, e poi sentiamo l'intervento di chi si occupa di caffè. Allora abbiamo visto anche questo video nel quale avete potuto vedere i vari prodotti che vengono offerti nel BioBar che è presente alla fiera di Santa Lucia, e qui abbiamo il responsabile della Manuel Caffè riguardante i prodotti ecosolidali, che è Davide Ciserchia. Cosa ci racconti del caffè ecosolidale? Come mai avete investito in questo nuovo ambito?
Buongiorno a tutti, allora io sono, come ha detto Davide Ciserchia, sono un formatore trainer per la Manuel Caffè e abbiamo investito su questa miscela biologica appunto perché il mercato tende la proiezione futura chiede il biologico, questa tendenza, e appunto siamo qua con la nostra novità 2016 che è una miscela biologica chiamata Equo. E da dove viene questa miscela? Allora è un blend, non è una monorigine, quindi è una formazione di 3 monorigini che sono provenienti da Indonesia, Honduras e Colombia. Quindi vengono mescolati Sì, 3 tipologie di è caffè. una mixology mix, e appunto siamo presenti con questa miscela, e la cosa difficile di presentare un caffè biologico è che già produrre caffè è molto difficile, selezionare delle miscele biologiche è ancora di più. Ma per quale motivo? Perché non tutti Apprezzano? Oltre che non apprezzano, ma anche i coltivatori non è facile tenere gli standard biologici. E soprattutto in questa miscela noi siamo certificati anche per trade, quindi oltre che essere ecosostenibili abbiamo anche questa certificazione e basta. Ma è la prima volta che lo portate, lo fate assaggiare in un ambito così ampio? No, allora riscontri? l'abbiamo presentato già in 3 fiere prima di questa, siamo stati a Trieste, Bolzano e Longarone, dove abbiamo avuto dei riscontri molto positivi, appunto perché oltre che essere un trend di mercato nuovo, il biologico è come ho detto, una proiezione futura che servirà a noi ma anche al mercato in generale. Ma questo lo porterete adesso anche nei vari bar che avete? Avete già iniziato a distribuirlo oppure è legato a dei progetti specifici? Sì, allora questa miscela è già in commercio, l'abbiamo già anche selezionata. È chiaro che non è una miscela da tutti i locali perché essendo appunto una varietà diversa abbiamo bisogno di clienti che sposino questa novità, questa filosofia. È comunque già presente nei nostri cataloghi, nei nostri rappresentanti. Ma quando l'assaggi così, che gusto ha? Quando si va a assaggiare questo biologico, appunto perché l'ho detto è difficile, perché si è stati a selezionare queste 3 monorigini che danno questo sentore di cioccolato, appunto per una robusta che quindi è più saporito rispetto a un caffè normale. Soprattutto perché i biologici che ci sono in mercato non sono di questo, non livello, però di questa qualità. Quindi è come il distributore bio, qui bisogna un po' educare il consumatore a una nuova filosofia. E nei distributori che lei, nelle sue aree food, il caffè è un caffè biologico? Sì, alcuni caffè sono biologici, adesso metteremo il loro all'interno. Una partnership? Sì, prima avevamo altri prodotti che comunque danno soddisfazione. Allora noi vi ringraziamo. Cercheremo di andare a tastare con mano questo nuovo modo di pensare ai distributori automatici, quindi anche distributori di cose sane e genuine, non solo cose che non fanno bene alla salute. Vi ringrazio della vostra disponibilità e a presto, buona giornata. Grazie a lei.